Amici di Studio 90 Italia, solo musica italiana, anche oggi ne approfittiamo per parlare di novità, discipline sportive, nello specifico il karate. Lo facciamo con il dottor Daniele Capuana, componente della Commissione Nazionale Comunicazione e Partnership, ma anche con il vice presidente del FIGILCAM, Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, Sergio Donati. Cominciamo subito, parliamo con il dottor Capuana di diversi appuntamenti che state organizzando a tal proposito. Intanto benvenuto. Grazie ancora per la disponibilità. Sì, oggi abbiamo l'onore di avere in Sicilia il vicepresidente nazionale della FIGILCAM, Sergio Donati, che ha fatto una serie di incontri e sta proponendo una serie di attività anche in Sicilia. Lui si muove in ambito nazionale, però ovviamente anche la Sicilia farà la propria parte, con una serie di iniziative importantissime che riguarderanno il G7, che riguarderanno altre attività che lui spiegherà perfettamente. Però abbiamo finalmente l'onore di averlo qui tra noi siciliani, perché anche la Sicilia a livello nazionale, per la federazione e per il karate in particolare, fa la parte da leone. Quindi abbiamo dato la disponibilità, stiamo lavorando in tutta Italia insieme e cercheremo di fare una serie di iniziative. Tra l'altro la cosa importante è che quest'anno nel quadriennio olimpico prevede, oltre al judo e alla lotta, anche la disciplina del karate. Quindi grandi novità, grande soddisfazione, e a tal proposito do il benvenuto anche al vicepresidente Sergio Donati, un traguardo per il 2020 che vedrà protagonista appunto la disciplina del karate, e lei si occuperà proprio delle prossime Olimpiadi e dei gruppi sportivi militari. Cosa prevede il vostro programma? Intanto benvenuto in Sicilia. Grazie. Il nostro programma è un programma molto ambizioso che terrà conto appunto dell'appuntamento del 2020 a Tokyo, e quindi per la prima volta il karate sarà una disciplina olimpica. E devo dire che la Sicilia in questo momento sta rivestendo un posto importante nella nostra federazione, sia per quanto riguarda il numero degli atleti tesserati, sia per quanto riguarda le società tesserate, che sono molto numerose. In questo vorrei ringraziare il presidente della regione Sicilia della FILCAM, Totuccio Livigni, e il vicepresidente del comitato regionale Giovanni Mallia per il lavoro che hanno fatto sul territorio. Noi approfitteremo dell'attività del G7 e stiamo facendo tutta una serie, diciamo sì, di iniziative che ci vedono protagonisti sia a Taormina che alla base militare di Sigonella. A Taormina perché faremo un convegno Mind the Movement, che è un convegno, diciamo così, improntato sull'illustrazione di un progetto che ha visto la Federazione Italiana come capofila nella realizzazione di una metodologia sportiva che è stata finanziata, tra le altre cose, dalla Comunità Europea, e ci è stata riconosciuta come per validità scientifica dai vari ministeri, e quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro, tanto che ci è stato richiesto questa metodologia ci è stata richiesta anche dalla Federazione giapponese e dal Ministero della Salute giapponese, per introdurre proprio il karate nelle scuole elementari. Quindi per noi motivo di grande soddisfazione, tanto più che poi vedremo i risultati di questo lavoro, li vedremo poi a Tokyo nel 2020. E tra le altre cose ci è stato poi proposto di mandare le nostre squadre nazionali in Giappone per avere uno scambio culturale con le squadre nazionali giapponesi, in modo, diciamo così, di vedere quali sono, diciamo, i nostri punti di forza per poi seguire le nostre metodologie. Tante iniziative, tanti programmi che sicuramente seguiremo. Intanto in bocca al lupo per queste Olimpiadi del 2020 e sicuramente anche per tutto il resto, tutto quello che state organizzando, che è davvero molto molto interessante. Grazie mille a lei e grazie anche al dottor Capuana per essere stati con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille.